Allora, siamo tornati sempre con la dottoressa Michela Gatta, direttrice dell'unità operativa complessa di neuropsichiatria infantile all'ospedale di Padova. Dottoressa, lei ha fatto anche un intervento molto importante relativamente al rapporto sempre più frequente che c'è con lo smartphone, con tutta quella che è la tecnologia anche digitale, eccetera, da parte di bambini estremamente piccoli. Cosa succede? Perché può essere non indicato dare a un bambino perché stia tranquillo, buono o perché passi il suo tempo uno smartphone? Ma direi che il problema si ricollega un po' a quanto dicevamo poc'anzi, cioè questa plasticità neuronale, il cervello in via di sviluppo e l'importanza che gli stimoli ambientali hanno nel plasmare e influenzare la maturazione. La domanda è, come dire, lo stimolo smartphone, come si inserisce, Impatta. come impatta. Allora sicuramente si stanno ancora approfondendo e indagando tutta una serie di aspetti, ma un elemento che è chiaro è che l'utilizzo eccessivo dello smartphone o comunque dei device nei bambini piccoli e con un sistema neuronale in via di sviluppo incide su quelle che sono le vie dopaminergiche, in particolare i circuiti che sostengono la gratificazione, no? Spieghiamolo in modo molto semplice. Ci sono dei circuiti a livello cerebrale che sono particolarmente coinvolti e specificamente coinvolti in quelli che sono i meccanismi di gratificazione. Si aumentano i livelli di dopamina in risposta ad uno stimolo e questo è un sistema, un neurotrasmettitore che poi sostiene la nostra motivazione a ricercare quello stimolo che ci dà gratificazione e benessere. Perché istintivamente si sta meglio con quello stimolo che si è ricevuto. Esatto, e come dire, questi poi sono un po' i meccanismi che ritroviamo nelle persone che hanno una dipendenza, per Stavo esempio da pensando proprio a sostanze, quello. da alcol, eccetera. E quindi questo inevitabilmente crea una situazione per cui l'utilizzo poi è sostenuto, ricercato, implementato perché dà piacere e quindi in qualche modo è qualcosa che si tende a ricercare, tanto che quelli che sono alcuni segnali che possono indicare una dipendenza dallo smartphone nel bambino sono proprio la ricerca spasmodica, compulsiva del device. Cioè fare i capricci se non viene dato. Lo ricercano come attività primaria dove l'interesse si focalizza su quello piuttosto che sui giochi, sulle attività che prima erano di interesse e che sono, come dire, parte, no, dei giochi e degli hobby e delle attività di bambini e adolescenti a quell'età. Quindi ci si focalizza totalmente su quell'interesse disconoscendo altre attività, è molto faticoso autonomamente distaccarsi dall'utilizzo. Nei bambini più grandi, negli adolescenti potremmo anche assistere a delle manifestazioni che ci richiamano un po' l'astinenza, per cui diventano ansiosi, depressi, arrabbiati, discontrollati quando non hanno la possibilità di utilizzare lo smartphone e soprattutto queste crisi violente, in alcuni casi di agitazione psicomotoria quando lo smartphone venga sottratto. Quindi può essere anche frainteso a questo punto il comportamento, perché magari uno dice fai i capricci perché non gliel'ho dato, ma a questo punto dai tienilo così stai buono, il cellulare, e invece magari è in una situazione degenerativa di questo tipo. Sì, il rischio è proprio un po' quello, cioè di dare il cellulare per placare l'attivazione, l'agitazione, il che però rinforzano in qualche modo questo circuito, tanto è vero che tra i suggerimenti che vengono dati per una gestione appropriata dello smartphone c'è proprio quella di evitare di darlo al bambino come premio o come gratificazione, perché il rischio in qualche modo è quello di incentivare questo aspetto che stiamo raccontando. Allora questo è in età piccola, quindi fino ai 3 anni, no? Successivamente, allora, fino ai 2 anni non dovrebbero neanche quindi vederlo. fino ai 2 anni c'è un decalogo che avete stilato Sì, voi, assolutamente, niente, neanche vederlo. fino ai 2 anni neanche vederlo. Poi entro i 5 anni in modo, come dire, accompagnato e supervisionato per dei tempi chiaramente limitati, mezz'ora, un'ora, non di più, e soprattutto scegliendo anche delle attività che possano essere utili, giochi interattivi, no? Che possano, come dire, sostenere alcune competenze del bambino e soprattutto utilizzandolo insieme, ecco, non lasciare il bambino da solo
con Chiaro, dei perché vari. non lasciarlo a tavola oppure per passare il tempo con questo oggetto, perché almeno così è impegnato e non crea problemi, sta tranquillo perché si trova da solo a fare questi giochetti che non sempre sono così edificanti, insomma, o Quindi no? giochetti edificanti per un Cercarli. tempo molto limitato e accompagnati, supervisionati dall'adulto. E anzi lei nominava per esempio a tavola in realtà alcuni momenti del giorno, come per esempio i pasti, dovrebbero essere proprio liberi dall'utilizzo dei dispositivi, peraltro non solo da parte dei bambini Ma ma anche anche degli degli adulti che adulti, devono dare perché in l'esempio. primis bisogna dare il buon esempio, salvaguardare dei momenti relazionali, di scambio, di comunicazione, di dialogo, dove proprio il cellulare o comunque il device non sia presente, definire alcune regole chiare fin dall'inizio sui tempi di utilizzo, sulle modalità di utilizzo, sulla possibilità del genitore di monitorare, vedere e per esempio alla sera distogliere dall'utilizzo dello smartphone, dei dispositivi, un'ora, 2 ore prima di andare a letto e soprattutto di notte lasciarlo in un luogo altro rispetto alla stanza dove la Si dà. persona riposa. Questo solo per il bambino oppure anche per l'adolescente? Allora, Perché qui parliamo chiaramente di bisogna anche iniziare quando sono piccoli, abituali da tenendo piccoli. conto che l'età in cui si avvicinano allo smartphone è sempre più precoce. Se si patti chiare amicizia lunga fin da quando sono piccoli, poi chiaramente è più facile mantenere un utilizzo equilibrato dello smartphone anche quando sono adolescenti. Quindi l'ideale sarebbe un po' accompagnarli nel percorso di crescita ed educarli ad un utilizzo sano ed equilibrato dello smartphone. Poi ovviamente cambieranno, no, alcuni aspetti da quando si è bambini a quando si è adolescenti, però queste regole di base è utile Ecco, io stavo applicarle. pensando però a molti adolescenti che sono dipendenti completamente, che sono chiusi nelle loro stanze, che lo guardano fino a notte inoltrata, anche dopo cena, cioè che proprio si isolano perché entrano in questo mondo virtuale che è un'altra vita, un'altra realtà. È patologia, può essere definita, e quando è pericoloso e bisogna intervenire in modo più importante e quindi rivolgersi anche a qualcuno. Allora, gli Quali aspetti, sono gli alert? certo, allora gli alert per l'adolescente che ci facciano ipotizzare una possibile dipendenza riguardano, come dire, l'esclusività di questa attività, per cui disinvestono dalla scuola, disinvestono dalle relazioni con i pari, disinvestono da attività sportive o ricreative, si focalizzano unicamente su quella per gran parte del tempo. Spesso ci sono manifestazioni di difficoltà di attenzione, di concentrazione, di disregolazione sia emotiva che Cosa vuol dire? comportamentale, cioè queste crisi in cui non sono in grado di autoregolare le proprie emozioni, la frustrazione legata nello specifico a per esempio la sottrazione dello smartphone, ma pensiamo per esempio a quando giocano, no, videogame o comunque attività online e magari perdono, ecco ci possono essere delle reazioni anche molto esagerate, quindi la difficoltà ad autoregolare i propri stati emotivi, sia quelli negativi ma in alcuni casi anche positivi, cioè in generale la difficoltà a gestire il proprio stato emotivo. Nei casi così più importanti anche ansia, deflessione del tono dell'umore, tristezza quando non hanno la possibilità di utilizzare lo smartphone e poi spesso imbrogliano un po' sul tempo di utilizzo, per cui non sono in grado di riconoscere effettivamente quanto tempo lo utilizzano e tendono un po' ad imbrogliare su questo tema. Questi sono un po' dei segnali più tipici degli adolescenti che devono un po' fare preoccupare, perché le conseguenze sono che si isolano dal punto di vista sociale, che possono manifestare ansia, depressione, disturbi del comportamento, possono cedere sugli aspetti di attenzione, di concentrazione. Da questo si guarisce? Allora è importante un intervento un po' a tutto tondo, nel senso che c'è un lavoro da fare con il ragazzo, la ragazza, ma sicuramente anche con il contesto, quindi con la famiglia in primis e in generale con gli ambienti di vita. Quello che un po' fa la differenza è quanto il ragazzo o la ragazza utilizzi unicamente
lo smartphone come attività totalizzante o quanto accanto a questo riesca comunque a tenere in piedi tutte le attività che fanno parte della quotidianità di un adolescente e che servono al suo sviluppo, quindi le quindi la relazioni, lo socialità. studio, lo sport e tutte le altre attività. Il classico hikikomori, no, non va bene. Quelle sono delle condizioni di isolamento sociale grave in cui i ragazzi restano chiusi nella propria stanza, spesso non escono neanche per mangiare e attraverso questa porta chiusa i genitori riescono a relazionarsi, devono dar loro da mangiare e da bere. Ma lì dovrebbero rivolgersi a uno psichiatra allora? Allora lì è molto difficile l'intervento perché chiaramente c'è il rifiuto di qualunque elemento che possa inserirsi nel loro mondo, nella loro stanza. Ci sono vari approcci che vengono utilizzati, sicuramente in un primo momento uno lavorare e supportare i familiari e due in qualche modo andare dall'adolescente piuttosto che dare per scontato che venga portato ai servizi può essere una prima modalità per tentare di agganciarli. Se non parliamo di età, proprio in una battuta giovanissima, voi seguite anche appunto ragazzini, adolescenti, Fino ai giusto? 18 Fino ai anni. 18 anni. Quali problemi per lo più hanno? Allora, io lavoro in un'unità operativa di neuropsichiatria ospedaliera, quindi sicuramente vedo le problematiche più significative, più gravi, che necessitano di un ricovero o di un intervento ambulatoriale di terzo livello. Dopodiché il confronto con i colleghi che lavorano sul territorio comunque ci vede abbastanza in linea con quelle che sono le problematiche che più frequentemente arrivano in questo momento ai servizi di neuropsichiatria infantile e che sono problematiche depressive, disturbi dell'umore, che si possono manifestare anche con comportamenti autolesivi gravi, sia suicidari che non suicidari, disturbi del comportamento alimentare che sono esplosi dopo il Covid, che in questo ultimo semestre si sono un po' stabilizzati come trend rispetto a prima dove il trend in crescita era più significativo, e ultimamente sono aumentati i disturbi psicotici, quindi quelle condizioni in cui si perde il contatto con la realtà e ci possono essere manifestazioni di confusione, di delirio, di allucinazione e anche molte espressioni di aggressività eterodiretta, quindi di violenza e di agitazione psicomotoria. Che diventa patologia, e quindi non è cattiveria, come ci dicono, ma è proprio una patologia a questo punto. Sì, diciamo che noi consideriamo patologia quella condizione emotiva, cognitiva, comportamentale, relazionale che impedisce alla persona un buon funzionamento e un adattamento nell'ambiente di vita. Ecco, quindi chiaramente la differenza la fa l'intensità delle manifestazioni, cioè l'entità, ma anche la frequenza, no? Perché un conto è un episodio magari in risposta ad una frustrazione, ad un momento di difficoltà, un conto è una situazione in cui gli episodi si ripetono e cominciano a caratterizzare il funzionamento di quella persona, allora lì ci preoccupiamo maggiormente. Quindi lei, dicendo queste cose, dà appunto un messaggio anche a chi ci ascolta: fate attenzione, perché se questo si prolunga un comportamento disfunzionale, me lo si ripercuote per tanto tempo, è molto intenso, eccetera, dovete preoccuparvi. Sì, e anche si manifesta in più ambiti di vita, perché quando si manifesta in un unico ambito di vita potrebbe essere che è quell'ambiente lì che crea una difficoltà di adattamento, ma quando lo si ritrova in famiglia, a scuola, con gli amici, nello sport, ecco, evidentemente caratterizza un po' globalmente tutta la persona in quel momento. E vengono curati anche farmacologicamente? Sì, allora i primi interventi più importanti sono di ordine psicoterapico, psicologico, in alcune situazioni può essere necessario anche un intervento farmacologico, soprattutto nelle situazioni, diciamo così, acute, in quanto questo è utile a stabilizzare da un punto di vista affettivo comportamentale il ragazzo o la ragazza e renderlo anche, come dire, più in grado di accogliere gli stimoli psicoterapici e avviare un percorso psicologico. Perfetto, dottoressa, la ringrazio tantissimo, spero che abbiate anche compreso le varie sfaccettature che certe problematiche possono avere. Abbiamo visto dall'età più giovane, proprio di bambini piccolissimi,
fino all'età un po' più grande, però l'importante è intervenire e rivolgersi anche alle persone che possono seguire, no, la persona in un percorso di vita. Vi ringrazio, vi invito a rivedere questa parte della nostra puntata naturalmente sul web, restate sempre con noi perché dopo la pubblicità abbiamo un altro approfondimento insieme. Ringraziamo appunto la dottoressa Gatta e le auguriamo anche buon lavoro. Grazie, grazie.